Venezia sotto shock per la tragedia del motoscafo offshore schiantatosi contro la diga del Mose tra Lido e Punta Sabbioni durante la Monte Carlo Venezia. Tra le vittime la leggenda della motonautica Fabio Buzzi, inchiesta aperta sulle cause del dramma. Hanno fatto il record, ci sono passati davanti le parole del giudice cronometrista che ha assistito alla tragedia. Il sindaco Brugnaro dice: quello che è accaduto è inspiegabile, si è fatta chiarezza. La procura di Padova apre un'inchiesta sulla morte del 33enne deceduto all'ospedale di Sant'Antonio dopo la caduta da una scala sulla nave da crociera. Violenza sessuale sul nipotino della compagna, condanna per un 71enne trevigiano che faceva volontariato come nonno vigile. L'addio di Renzi al PD, la nascita del Movimento Italia Viva e i suoi effetti tra i parlamentari veneti, tra i più vicini all'ex premier, il senatore Ferracci e il deputato Zanna decidono di restare nel PD, l'onorevole Sara Moretto invece segue Renzi. Danni ingentissimi, il comparto frutta in ginocchio, ieri il tavolo regionale sul flagello della cimice asiatica per le categorie stato di calamità. Al cimitero di Paderno del Grappa è sepolto un giovanissimo sottotenente morto sulla Grappa, 17 settembre 1918, i bimbi dell'elementare hanno partecipato a una toccante cerimonia per ricordarlo. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Allora in primo piano subito la tragedia avvenuta ieri sera tra Lido e Punta Sabbioni, il motoscafo offshore con a bordo 4 persone, 3 delle quali decedute, tra le quali il leggendario Fabio Buzzi, un mito davvero della motonautica. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio e soprattutto un'inchiesta aperta per capire cosa è accaduto poco dopo le 21 di ieri sera. Allora ci colleghiamo subito con la nostra Anna Maria Parisi. Allora Anna Maria, ciao, buongiorno e dici dove sei? Sì, buongiorno, mi trovo in diretta appunto dal comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, dalla Cavana, come vedete alle mie spalle l'acqua del comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, dove ieri sera dopo la tragedia sono partiti immediati soccorsi con 5 squadre partite proprio da qua. Ma per saperne di più, anche per presentarvi i miei ospiti, direi lanciamo il servizio da studio in merito a quanto accaduto ieri sera e poi torniamo qui per gli aggiornamenti. Sono Fabio Buzzi, guido barche da corsa da oltre 50 anni e la formula segreta per vincere che abbiamo noi è che prima bisogna partire, poi bisogna arrivare, poi bisogna vincere. Ingegnere, designer degli scaffi da corsa, pilota, guru dell'offshore, Fabio Buzzi, 76 anni, era a bordo dell'imbarcazione che ieri sera si è schiantata alla bocca di porto del Lido. Oggi noi riteniamo che il futuro della nautica ci sia e sia entusiasmante ed è diretto non, come ho fatto per tutta la vita, nella direzione delle grandi velocità. Oggi è diretto nella direzione della grande efficienza. Con lui hanno perso la vita Luca Nicolini e il pilota straniero Eric Horn. Avevano compiuto l'impresa a battere il record del mondo di percorrenza della Monte Carlo Venezia, 18 ore e 30 minuti il tempo. Una vittoria, dicono gli addetti ai lavori commossi, che non potranno mai festeggiare. L'altro passeggero, Mario Invernizzi, è rimasto gravemente ferito. Erano da poco passate le 21, su Venezia la laguna il buio era calato da un pezzo. L'imbarcazione da corsa arrivava a velocità sostenuta, hanno raccontato i testimoni. Pilota e passeggeri erano certamente stanchi. Improvvisamente ha deviato verso la Lunata, la diga realizzata dal consorzio Venezia Nuova a protezione delle barriere mobili di San Nicolò, schiantandosi violentemente sui massi di Pietra d'Istria. In 3 sono morti sul colpo, il quarto, sbalzato sugli scogli, versa in condizioni gravissime all'ospedale. Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, su M118, uomini della Capitaneria di Porto si sono portati rapidamente sul posto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, sono state raccolte le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Alta velocità, oltre 100 km all'ora, condizioni del mare, cosa abbia causato la perdita di controllo e lo schianto è ora al vaglio. Una festa che si è trasformata in lutto per la motonautica europea e mondiale. Eccoci tornati in diretta qui dalla Cavana del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Vi presento subito i nostri ospiti, a cominciare dalla mia destra con l'ingegnere Alessandra Bascià, funzionaria del Comando dei Vigili del Fuoco provinciale. Buongiorno. Buongiorno. Poi parleremo appunto dell'intervento con la Capitaneria di Porto e accanto a me Matteo Caporioni, il caporeparto del nucleo sommozzatori, che ieri proprio è partito da qua per andare a prestare i soccorsi. Che scena ha visto
visto quando è arrivato sul posto? Giunti sul posto ci è stato riferito che 3 componenti dell'equipaggio del motoscafo il cui relitto si trovava in quella posizione con la prua verso l'alto ed affondato in tutta la sua parte inferiore, 3 componenti dell'equipaggio erano dispersi e che potevano essere rimasti imprigionati all'interno del relitto. Pertanto abbiamo applicato le nostre procedure di immersione, abbiamo inviato gli operatori nel relitto che hanno individuato i corpi e uno alla volta li hanno riportati in superficie. E invece il quarto, il ferito Mario Invernizzi, che si trova ricoverato adesso qui all'ospedale civile di Venezia in gravi condizioni, l'avete recuperato sempre dal mare o da dove? No, è stato recuperato precedentemente dalla squadra nautica di Venezia che è giunta sul posto per prima e gli ha portato soccorso. La persona si trovava sulla scogliera, probabilmente sbalzata in mare al momento dell'impatto, ha guadagnato a nuoto la scogliera dove è stata individuata e recuperata dai soccorritori. Ecco, è una tragedia, si diceva Nicola, come aveva anticipato anche la Lina Paronetto nel servizio di apertura con Fabio Buzzi, che è forse il pilota, il guru dell'offshore, già pluricampione anche del mondo, che forse si diceva ha scambiato gli ultimi aggiornamenti di questi minuti proprio le luci della lunata per le luci del porto. Quanto è lunga questa barriera, questa diga? Ma questa diga è lunga circa 300 metri e si trova proprio in prossimità della bocca di porto del Lido, vi sono molti segnali luminosi. Una delle ipotesi è che ci si possa confondere al momento dell'approccio al porto e di portarsi in una direzione sbagliata. È una delle ipotesi, non c'è certezza su questo. Ecco, adesso l'offshore è lungo 20 metri, è sotto sequestro da parte della Capitaneria del Porto, area dove è accaduto l'incidente è bloccato con ordinanza appunto della Capitaneria di Porto, quindi non si può transitare, neanche le barche possono transitare. Un'azione questa vostra, ingegnere, che ha visto, sebbene di competenza per quanto riguarda le indagini della Capitaneria di Porto, che vi ha visti protagonisti come sempre qui in laguna e non soltanto anche in mare. Beh, noi come tutti sanno ci occupiamo del soccorso tecnico, quindi la parte tecnica delle operazioni è normale che la affrontiamo noi. E la cosa di cui essere soddisfatti è l'ottima integrazione tra le diverse forze dello Stato che sono intervenute. È una cosa che a Venezia succede spesso, grazie al cielo, e siamo ben lieti di lavorare in un ambiente del genere. Naturalmente a volte ci capitano le tragedie come quella di stanotte ed è una magra consolazione. Ecco, molto difficile comunque, per quanto conosciate bene il territorio con mappe eccetera, intervenire in laguna. Perché? Tenga presente che anche i vigili del fuoco di Venezia, che comunque vivono lavorativamente su Venezia, prevedono periodicamente delle sessioni di addestramento lagunare specifico solo per la conoscenza dei canali, della viabilità. È un'attività che svolgiamo, tentiamo di svolgere, vorremmo svolgere sempre di più, proprio perché la caratteristica dell'ambiente lagunare è un'estrema complessità ed anche una certa variabilità e questo rende tutto il soccorso parecchio complicato. Ecco Nicola, se non hai domande da studio io porgerei un'altra domanda al comandante, al capo reparto del nucleo sommozzatori. Facciamo l'ultima domanda, benissimo, vai pure. Sì, allora volevamo capire anche quanto è le ore di intervento ieri e quali le difficoltà presentatesi nel corso delle vostre azioni. Allora, l'intervento, come ripeto, rientra nelle nostre attività standard, quindi ieri nello specifico? Assolutamente, nello specifico abbiamo dovuto immergerci con una certa prudenza perché entrare dentro un relitto sommerso è sempre rischioso, quindi applicando tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza agli operatori. Dopodiché siamo stati abbastanza veloci nell'individuare i corpi e nel portarli in superficie, quindi abbiamo fornito una prestazione sicuramente per noi soddisfacente. Ecco, ringraziando dell'intervento i nostri ospiti, c'è da dare anche degli aggiornamenti per quanto attiene al ferito Mario Invernizzi. Abbiamo cercato di raggiungerlo, è ricoverato in ospedale, ma né il primario neanche i familiari, su volontà appunto il primario dei familiari stessi, ci hanno rilasciato alcune dichiarazioni dicendoci che preferiscono l'interessato resti tranquillo in quanto appunto ha riportato gravissimi traumi fisici oltre che a quelli psicologici naturalmente.
Se non avete altre domande vi restituisco la linea, naturalmente in corso di aggiornamenti ve la richiederei. Grazie mille. Allora Anna Maria Parisi, solo da registrare che appunto tra i presenti, che poi, tra i testimoni che poi sentirete questa sera, c'è stato anche ovviamente il giudice cronometrista Gianni Darai dell'Assonautica di Venezia, che ha detto appunto hanno fatto il record e poi ci sono passati davanti dove li abbiamo cronometrati e pensavamo facessero il giro della lunata per venirci incontro e lasciare raffreddare i motori e invece è successa la tragedia. Avete sentito appunto anche l'ipotesi eventuale di un errore, diciamo, di valutazione dopo tante ore della gara, che peraltro aveva visto Buzzi migliorare il suo stesso record. Luigi Brugnaro, il sindaco, in queste ore ha detto un evento inspiegabile appunto e deve essere fatta chiarezza da parte delle autorità. Ovviamente questa sera tutti i servizi sulla tragedia del lido di Punta Sabbione. Adesso invece un'altra inchiesta, quella aperta dalla Procura di Padova sulla morte, lo ricorderete, qualche giorno fa, del 33enne che era deceduto in ospedale dopo essere caduto da una scaletta in una nave da crociera. A chiedere chiarezza sono i familiari che hanno presentato un esposto. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Padova sulla morte di Matteo Sartori, 33 anni, originario di Piove di Sacco ma residente a Fossone, il veneziano. Il giovane era in vacanza con la fidanzata Sonia Marcato, assessore del comune di Correzzola. Si stavano godendo una crociera sul mare Adriatico quando è piombata su di loro la tragedia. Era salito in cabina durante la cena di gala dopo essersi tagliato, forse per un malore. Nel tragitto il giovane ha battuto violentemente la testa. Portato in ospedale a Durazzo, in Albania e poi da lì a Tirana, dopo alcuni giorni Matteo Sartori è stato trasferito su insistenza dei familiari all'ospedale Sant'Antonio di Padova, dove è morto una settimana fa. Sui soccorsi e sulle cure ricevute in Albania la famiglia vuole vederci chiaro. Gli inquirenti si stanno già muovendo. Chieste le cartelle cliniche, sarà sentita l'hostess straniera, la prima a soccorrere Matteo sulla nave da crociera. E adesso la terribile vicenda dalla Marca trevigiana di un 71enne condannato per violenza sessuale sul nipotino della compagna e un anziano che faceva anche volontariato come nonno vigile. 3 anni di reclusione, 10.000 euro di provvisionale a favore della vittima e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. È stato condannato il 71enne di Paese accusato di avere compiuto abusi sessuali sul nipotino della compagna che all'epoca dei fatti aveva 10 anni. È stato lo stesso bimbo in lacrime a confidare al fratello maggiore le attenzioni morbose dell'anziano subite a casa della nonna mentre quest'ultima si era assentata lasciando il nipotino con il compagno che fino a quel momento si era sempre dimostrato per il bimbo amorevole come un qualsiasi altro nonno. La violenza risale alla primavera del 2016, dopo la denuncia dei genitori, le indagini, il processo ed ora la condanna con rito abbreviato. Particolare inquietante è che l'uomo faceva attività di volontariato come nonno vigile ed aveva quindi ogni giorno a che fare con i bambini che assisteva all'entrata e all'uscita da scuola. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare della politica, e la politica ci porta a parlare dell'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico e i suoi effetti anche tra i parlamentari veneti, la nascita di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi. Ebbene, ci sono delle prese di posizione di queste ore tra chi è considerato più vicino a Matteo Renzi, ad esempio il parlamentare del Partito Democratico Andrea Ferrazzi e l'altro parlamentare Alessandro Zan, che hanno scelto di restare pur dati per vicini a Renzi. Andrea Ferrazzi nello specifico ha detto: ieri non ho voluto commentare quanto accaduto, questo invece è il post di Alessandro Zan. Dicevamo, Ferrazzi ha detto: ho ritenuto dunque giusto confrontarmi in queste ore con l'elettorato e ho scelto di restare con il Partito Democratico. Da quando sono impegnato nell'attività amministrativa e politica ho lavorato per unire i riformismi verso un progetto comune e resterò dunque con convinzione nel Partito Democratico che ho contribuito a fondare. Della stessa opinione anche Alessandro Zan. Diverse invece la scelta dell'onorevole veneziana Sara Moretto, che invece ha deciso di seguire Renzi in Italia Viva e quindi di lasciare il Partito Democratico. Quindi si muovono, cominciano a muoversi le pedine nello scacchiere dopo la notizia dell'addio di Renzi, una notizia che ieri è stata commentata anche dal
governatore del Veneto Luca Zaia, che poi è tornato a parlare di autonomia, ma anche della proposta di nuova legge elettorale depositata sempre ieri in Consiglio regionale. Io mi occupo del Veneto, non conosco le dinamiche romane, dico semplicemente che mi sembra che la scissione di Renzi lasci spazio a un PD che potrà definitivamente fare un partito unico con i 5 Stelle, prima o poi accadrà, anche perché ai 5 Stelle è stato tolto l'alibi di Renzi, di Boschi e di tutte queste partite. E dall'altro penso che si vanno a formare di nuovi soggetti politici, vedremo poi come andrà. In Veneto siamo preoccupati di fare l'autonomia e molte altre robe, di certo non di queste magagne qui che riguardano altri. Nella lettura di Luca Zaia, l'uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico è solo un primo passo dell'evoluzione che prenderà in futuro l'asse PD 5 Stelle. In Regione intanto la Lega ha depositato una proposta di referendum che modifichi la legge elettorale nazionale verso un maggioritario puro. Ci siamo, il provvedimento è scritto, verrà votato in aula prevediamo di portarlo per il 24 settembre, per cui in linea. Condividiamo questa sfida, che è poi la sfida di fare in modo che in questo paese chi prende più voti vada a governare, esattamente quello che accade in tutte le regioni italiane, il governatore che prende più voti va a governare. Non si capisce perché a livello nazionale dobbiamo delegare poi il Parlamento e quindi i partiti a trovare una maggioranza. La richiesta di referendum andrà al voto in altri 6 consigli regionali. Perché la proposta passi, almeno 5 la dovranno approvare senza emendamenti. Zaia prosegue anche l'impegno per l'autonomia del Veneto. È vicino, fra qualche giorno, nel senso che il 23 lunedì 23 avrò l'incontro con il ministro Boccia, abbiamo volentieri questo incontro, dimostreremo che abbiamo le carte a posto, che è tutto in linea con la legge, per cui in questo paese abbiamo dato inizio a questo dibattito e prima o poi lo si chiuderà. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Fare presto perché non c'è più tempo, i danni sono già ingentissimi, è il grido degli agricoltori veneti, il nemico è la cimice asiatica. Cimice asiatica, il Veneto dichiara lo stato di crisi. Nel nostro territorio i danni sono ingentissimi e pari se non più a quelli causati in Puglia dalla xylella fastidiosa. Attualmente si parla di cifre da capogiro tristemente destinate ad aumentare, secondo le stime dei diretti interessati, gli agricoltori. Più di 100 milioni. Più di 100 milioni. Qua veramente è un problema grave. È un problema grave perché non si hanno le risorse, siamo in un tavolo verde proprio con la regione, ma non abbiamo le risorse per poter far fronte a tutti questi danni. In ginocchio al momento più di 100 varietà di piante con la frutticoltura in testa, ma la finestra potrebbe allargarsi. La cimice asiatica infatti ha gusti molto variegati, purtroppo pure di qualità, con danni stellari. La xylella è stata stimata 1 miliardo e 200 milioni, noi non andiamo distanti. Oggi il punto sui danni causati al tavolo verde convocato dalla Regione, che ha stanziato 1 milione di euro per le emergenze. Non bastano, dicono i produttori, che prima di estirpare le piante ormai tristemente compromesse chiedono l'introduzione immediata dell'antagonista, la cimice, la vespa samurai. Ma si dovrà attendere anni per la fine della sperimentazione. Il nord-est con Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia compatte insieme per chiedere aiuto al governo e all'Europa. Un protocollo che stiamo chiedendo al governo, adesso avremo un incontro con il nuovo ministro dell'agricoltura, delle risorse per far sì che le nostre aziende passino questo periodo appunto di tragedia economica. Adesso parliamo di un giro in Ferrari con la Ferrari del padre. Lui è un 22enne, il 22enne figlio del patron di Nice SPA, il giovane si chiama Tommaso Buoro, fortunatamente è uscito illeso dalla Ferrari 812 Super Fast. È successo a Bruniera nel Pordenonese l'incidente, dicevamo il ragazzo illeso ma i danni ingenti alla Ferrari. Una Ferrari appunto che ha un listino che parte da 300.000 euro di costo. Questo è l'incidente che ha visto la Ferrari 812 protagonista a Bruniera nel Pordenonese, alla guida un 22enne trevigiano. Adesso invece altri giovani, ma questi sono i giovani che hanno affrontato il test di medicina a Padova e sono risultati tra i migliori d'Italia.
Ben 10 candidati tra i primi 100 studenti con il punteggio più alto tra gli iscritti al test di medicina. Confermano il detto padovani grandottori, i giovani che il 3 settembre scorso hanno affrontato i 60 quesiti per realizzare il sogno di diventare medico all'Università di Padova. In tutto al BO si sono presentati 2.823 studenti che si contenderanno 340 posti. Degli oltre 60.000 che hanno sostenuto il test in tutta Italia, 7 su 10 hanno realizzato il punteggio minimo di 20 per accedere alla graduatoria nazionale. La media di punteggio più alta di Ateneo è andata a Pavia, la percentuale più alta di idonei a Udine. Adesso la febbre del gioco, purtroppo il Veneto è quarto nella classifica al negativo tra le regioni d'Italia con più affetti dalla cosiddetta ludopatia. Allora a Mestre 2 giorni proprio contro le ludopatie, con i medici che si inventano cantanti sul palco di Piazza Ferretto. 200 i casi di malati di ludopatie registrati in questo primo semestre 2019 nei territori della ULSS 3, dei quali ben 7 presi in carico soltanto questa ultima settimana al SERD, il centro dipendenze di Mestre, il doppio dei casi dell'anno scorso, in aumenti giovanissimi, tra cui gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Sono dati che sono in aumento nel corso degli ultimi anni, all'interno delle 5 sedi SERD dell'ASL 3, nell'anno 2018 abbiamo seguito 264 persone con disturbo da gioco d'azzardo. Una vera e propria malattia questa del gioco d'azzardo, per fronteggiarla bisogna conoscerla. Ecco che a Mestre torna la 9ª edizione di BIS, Venezia in Salute, la 2 giorni contro le ludopatie. La bellezza di Venezia in Salute è la capacità di attrarre persone, curiosi, passanti, cittadini che vogliono conoscere in primis le iniziative proposte e il dibattito, ma anche le 64 realtà che saranno ospitate in via Palazzo, in piazza Ferretto, per raccontare chi sono e cosa fanno nella loro attività associativa. Si comincia sabato 21 settembre al padiglione Rama dell'Angelo con il convegno scientifico, quindi domenica 22 con le 10 ore della manifestazione di piazza, con la rete dell'associazionismo anche a sostegno della Croce Rossa di Venezia, con la raccolta fondi per l'acquisto di un pulmino per disabili, nell'intrattenimento tra gioco, informazione e spettacolo. Però la cosa fondamentale e principale è che faremo cantare i medici. I medici canteranno su basi musicali. Con il prossimo servizio andiamo invece a Pieve del Grappa, al cimitero di Paderno. È sepolto infatti un giovanissimo sottotenente di Forlì, morto sul Grappa il 17 settembre 1918, medaglia d'argento al valor militare. È diventato una sorta di figlio di un intero paese dopo che i genitori hanno voluto che il suo corpo restasse nel piccolo comune del Trevigiano, e i bimbi delle elementari hanno partecipato a una toccante cerimonia per ricordarlo. Tu sei la mia rabbia, sei la stella tradita al cammino. Un tuffo indietro nel tempo, una storia che risale a 101 anni fa, raccontata ai bambini di terza, quarta e quinta della scuola elementare Ferrarese Maria Filippin di Paderno, frazione di Pieve del Grappa. Deposizione di una corona d'alloro su una tomba speciale. Qui giace il sottotenente di fanteria della Brigata Emilia, il forlivese Carlo Pettini, le cui vicende sono raccontate in un libro rivolto soprattutto ai ragazzi, dal titolo che trae spunto proprio da una lettera scritta alla madre dallo stesso sottufficiale a poche ore dalla battaglia in cui morì. Quanto sole stasera nel cielo e nell'anima. Era il 17 settembre 1918, quando sul Grappa, a 18 anni compiuti da 3 mesi, Carlo veniva colpito da una granata durante uno scontro con il nemico per la riconquista della Val dei Pez sul Monte Sacro alla Patria. Nonostante il suo tentativo estremo di resistere e incitare i suoi a non arrendersi, morì dissanguato durante il trasporto all'ospedale da campo. I genitori del sottotenente, dalla loro Forlì, decisero che il loro unico figlio doveva restare nel cimitero di Paderno, con lo sguardo rivolto per sempre al massiccio, al verde delle montagne e al sole che splendeva in quell'angolo di paradiso che il loro Carlo tanto amava. Questo grande gesto d'amore verso la volontà del proprio figlio, verso quello che è stata la sua scelta di vita. Lui, medaglia d'argento al valor militare, è diventato il figlio della gente di Paderno, una storia che ha catturato l'attenzione dei giovanissimi alunni. Come ti sembra la storia di questo giovanissimo soldato? Molto bella e emozionante. Che idea ti sei fatto di questo giovane soldato?
che era un bravo soldato e che era stato un eroe per tutti noi. Il tuo bisnonno cosa ha ricevuto? La medaglia d'argento. Perché ha combattuto anche lui sulle nostre montagne. Sì. Sei orgogliosa del tuo bisnonno? Sì. È un po' un esempio per tutti voi giovani, vero? Sì. Impegnarsi a scuola, impegnarsi un po' in tutte le cose della vita. Sì. Se c'era la guerra non c'era la scuola? Sì. E quindi voi come facevate a studiare, a istruirvi? Con nessuno, solo con la mamma. Però è meglio che ci sia la pace, che ci sia la scuola, giusto? Sì. Cosa vuol dire essere in pace, stare in pace, essere in pace? Secondo me stare in pace vuol dire andare d'accordo e stare bene. Stare bene, andare d'accordo, stare con gli amici, fare amicizie nuove. Complimenti a questi bambini, al loro ricordo. Adesso siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo è mercoledì, quindi è la giornata in cui gli amici della CGIL ci raccontano un po' di novità e voi potete interagire con loro ovviamente con le telefonate. Quest'oggi l'argomento è artigianato e bilateralità e parliamo con Giampaolo Miotto della RSA Artigianato della CGIL, Federica Panebianco, responsabile sportelli EBAV della CGIL e Cristian Dalla Pozza, Fillea CGIL. Fra pochissimo dunque ore 13 e poi questa sera 20:10 alla politica in primo piano perché si parlerà ovviamente dell'effetto Renzi anche sul Veneto. 9 parlamentari su 10 resterebbero al PD, lo dice Alessandro Luigi Bisato che è il segretario regionale del Partito Democratico, ospite questa sera proprio di 20:10, quindi faremo un po' il punto della situazione con lui su quanto sta accadendo nel partito. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile e deciso calo termico a causa di un fronte freddo in discesa dal nord Europa. Vediamo nel dettaglio dove pioverà di più. Sul Veneto la giornata di mercoledì 18 settembre sarà caratterizzata da una certa variabilità, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti un po' dappertutto. Tuttavia migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 15 e 19 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia con piovaschi alternati a pause un po' più asciutte, tuttavia piogge meno probabili sulle aree costiere. Temperature anche qui in calo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra i 22 e i 23 gradi. E anche sul Trentino Alto Adige sarà instabile con qualche acquazzone sui settori meridionali, andrà un pochino meglio come vediamo invece altrove. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime ancora gradevoli sui 27 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.